Un mese fa si erano fregati 2 biciclette elettriche. Questo aveva indotto i residenti a provvedere installando una telecamera. Ciò ha permesso di individuare nei giorni scorsi 3 uomini che sullo stesso posto hanno portato via la batteria di una bicicletta. La bicicletta che ha subito il furto è una Dinghy, uno tra i marchi che a Chioggia va più in voga. La zona è zona tombola, ma potrebbe essere ovunque nel territorio in quanto capita dappertutto senza distinzione. Il proprietario provvederà a fare denuncia mostrando il filmato che magari potrà aiutare ad identificare chi ha commesso il furto e a recuperare la batteria rubata. Ma anche se così non fosse, la denuncia va sempre fatta. Quando si subisce un furto, se si è vittima di un reato anche piccolo, non bisogna tacere ma bisogna denunciare. Non è detto che gli autori di un furto non vengano mai catturati, può capitare ed in qual caso aver denunciato fa sì che si possa tornare in possesso di ciò che ci è stato sottratto, ma non è solo questo il motivo che dovrebbe spingerci a fare denuncia. Fare denuncia serve a fare statistica, a indicare quanti reati vengono commessi in un territorio. Non è inutile, ma è un indice di quante forze dell'ordine un territorio ha necessità. Poche denunce indicano che ci sono pochi reati e non serve un maggiore organico tra le forze dell'ordine. Tanti reati indicano che la città ha bisogno di essere sorvegliati da più occhi, quindi se è necessario denunciate. Entro il 2025 in Veneto ci saranno 700 medici di medicina generale in più. Il prossimo lunedì 9 maggio infatti inizia il 17° corso triennio formativo 2021-2024 in medicina generale, al quale parteciperanno circa 370 medici che si diplomeranno all'inizio del 2025. Il corso, organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione, si affianca agli altri 2 corsi già attivati, il primo dei quali si concluderà a settembre del 2023 con la consegna del diploma 206 nuovi medici di medicina generale e il 16° nel luglio 2024 con altri 120 diplomati. L'assessore alla sanità sottolinea l'investimento che sta facendo la Regione perché ci sia un adeguato numero di professionisti. Purtroppo, continua, il numero di laureati in medicina non è adeguato alle necessità. Il compito della Regione è fornire a chi diventa medico un percorso professionalizzante che abbia al centro l'umanizzazione delle cure e il rapporto con l'assistito e che sia sempre al passo con quelle che sono le richieste. Il corso triennale di formazione specifica in medicina generale è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corrispondente albo. Il numero di medici da mettere annualmente ai corsi viene determinato dalle regioni sulla base della previsione del fabbisogno di medici nel territorio, nei limiti concordati col Ministero della Salute e nell'ambito delle risorse disponibili. La responsabilità istituzionale della formazione specifica in medicina generale, ossia l'attività di programmazione e gestione, fa riferimento all'unità operativa cure primarie e strutture sociosanitarie territoriali della Regione Veneto. Il corso, nello specifico, prevede 1.600 ore di attività didattica teorica e 3.200 ore di attività didattica pratica, con tirocini svolti nelle strutture aziendali e nei distretti ambulatori di medicina generale delle aziende UST della Regione del Veneto, comprese le 2 aziende ospedaliere di Padova e Verona. L'apertura del 17° corso, al quale prenderà parte l'assessore Manuela Lanzarin, si terrà al padiglione Rama dell'ospedale di Mestre.
Si è tenuta oggi nella sala riunioni del mercato ittico di Chioggia un importante incontro che ha coinvolto i rappresentanti degli armatori, tra cui Elio Dall'Acqua. Era stato invitato anche il sindaco Mauro Armelao in quanto assessore alla pesca, il quale però è impossibilitato ad essere presente per impegni presi precedentemente. Ha partecipato al suo posto il consigliere regionale Marco Dolfin. Le problematiche che sono maggiormente emerse sono quelle legate alla presenza di quella specie di mucillagine o fanghiglia che si trova sul fondo e che crea problemi alle attività della pesca, un problema che si aggiunge agli altri già in essere. Come ci riferisce Dolfin, è un problema a cui si devono trovare soluzioni in breve tempo per rimediare a questa sostanza gelatinosa che sembra provenire dalla decomposizione delle meduse, un problema che sembra comunque interessare l'Alto Adriatico fino alle coste della Croazia. In Friuli il problema sono le meduse che sono presenti in modo massiccio. Una riunione importante che ha dato modo agli operatori di confrontarsi e di cercare soluzioni a favore della pesca. Si è cercato di attirare l'attenzione e di fare da cassa da risonanza, cercando modi per interfacciarsi anche con le istituzioni. Le soluzioni vanno trovate a breve, continua Dolfin. A breve si faranno delle uscite anche con l'ausilio di biologi che cercheranno di vedere in loco la situazione, cercando di capire qualcosa in più su quelle che sono le dinamiche. Compito della politica sarà trovare modi di ristorare questa situazione che va a pesare sulla marineria. La prossima settimana gli armatori usciranno in mare, si spera che la situazione meteo possa migliorare quello che è lo status quo attuale, poi si vedrà come comportarsi. Nel frattempo l'assessore regionale alla pesca Corazzari è informato della cosa. Si doveva tenere oggi la presentazione del murales che è stato realizzato sulla facciata della palestra di Valli che dà affaccio alla strada statale 309 Romea. L'evento è stato rimandato a causa della pioggia. La palestra è stata rimessa a nuovo da poco, i lavori hanno compreso il murales che da tempo era sbiadito e aveva bisogno di una rinfrescata. La palestra è dedicata ai due calciatori più rappresentativi di Chioggia, Aldo e Dino Ballarin, morti tragicamente nel disastro di Superga. Pertanto si è deciso di inserire la loro effigie. Il lavoro è stato affidato a un artista locale, Luca Pagan, ineguagliabile con il suo aerografo. Il ritratto che ne è uscito è magistrale e la palestra ora è tornata a risplendere. Il lavoro è stato commissionato dalla ditta Idramar e verrà visto da milioni di utenti che percorrono la strada statale. I commenti del pubblico per una volta sono unanimi e riconoscono la bellezza del lavoro fatto e l'ineguagliabile capacità artistica del suo realizzatore.